ti già spiegato, una volta mamma mi diceva che quelli che erano animali battezzati nei tempi, si chiamavano i lasciacatori, e a volta mettevano, ma erano spirita, mettevano una battuta, ma io la battuta non so come la mettevano, per fare un'anima di una persona che marciava a piedi. Io quando guardavo le emissioni, dice che un giorno, sentito come per po' piedi, ma poi si è messo la maglia. E ha dato un calcio la mattina, un tipo l'ha detto, dice, a moglie, dice, che sera Natale è passata vicino, dice, anche se che l'ho conosciuta e mi ho pesato in laccia. Ma quindi non ti posso mica fare, perché non c'è mica attaccato importanza a tutto questo affare. Ma per dirti, e una sera mi siamo incontrati con cugina Ido di noi, veniva da Murate da Mela, e a un momento dato ho visto due candele che si sono accese. Per dirti l'immaginazione della gente tanto, dice, si è acceso due candele. Dice, io il fucile, ha tirato e le candele si sono spente. Io si è detto, vai, lo spirito che mi si curza da rito, e corri. Quando due unghie non valata, si sente per la parretta. Fugge di noi, giungi e vede un chioso dove riguardano le donne, contorni di suo chioso e se ne ogni in casa senza voce e tutto sta affare. E era come tonto. Quell'altra mattina l'uomo sono andato, c'era un gattiulpo, sai che era un gattiulpo? C'era un gattiulpo a sera all'occhio di gatti, si accendono. E da tirata ha tombato il gattiulpo, dunque. Ha spento la candela, scappando è passato sotto un macchione e una lamaglia l'ha presa la barretta. E quando è venuto un chioso dove riguardavano le donne in bianco, ha saputo che dire, un chioso dove c'erano i tiroli. I tiroli, c'è la sfodella. Ha capito? Figlio l'immaginazione della gente dell'epoca. Donc, ma solamente quando tu senti questi affari, tu hai 6 o 7 anni, anche 10 anni, portando le persone mie, non ti ascoltano più i cittadini. Tu contesti a fare i cittadini, se non eri un tonto. Tanto.